Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Project Car. Tanti auguri Comendone, 25 barrette. Ragazzi, il Comendone è un vecchiaccio ormai, è ufficiale, porca puttana. Sono veramente la pensione, ragazzi. Va bene raga. Oh, ieri ragazzi sono andato al Carnevale di Venezia col Bode, sua mamma e la sua fidanzata, la vera. Devo dire che anche a Venezia ormai il Carnevale non è più come una volta. Però siamo divertiti. Ci siamo vestiti da vizi capitali. Il Bode era l'ira, la vera la lussuria, la Sabri, la mamma del Bode, avarizia, io superbia, chiaramente, perché insomma sono, o superbia o ira, però ho lasciato l'ira al Bode, mi sono tenuto la superbia. E niente, insomma, siamo divertiti. Comunque consiglio sempre il Carnevale di Venezia, anche se rispetto a 15 anni fa è abbastanza una merda, perché purtroppo la crisi ha colpito anche la meravigliosa città veneziana. Vabbè ragazzi, però basta cazzeggiare, bisogna giocare qua. Siamo in California, Highway, Stage 1, andiamo. Vai ragazzi, andiamo, vediamo. Vai. Sentite qua che sono pieno di tornanti. California, Comenda impazzito, vai. Il 25enne Comenda è impazzito. Io sono il superbo. Eccola là. Ingorgo in California, ok. Oddio. Bella la macchina, la figata. Parti tocchi. Addio frena, strozzo. Che Comendone professionista, ok. La 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 vai. Facciamo vedere un po' la grafica qua. Questa macchina meravigliosa. Vedo che se metti di difficoltà 100 dell'abilità degli avversari, che si guarda, ti prendi più. Dai, io sono una pippa. Ma veramente, cioè. Faccio. Tenere la macchina è impossibile in ste cazzo di stradine obese. Ma stai zitto. Oh yeah! Questo gioco è veramente durissimo. Per un gondolaro come me è veramente duro. Aia! Questo è un gioco per pro gamers. E vabbè, io di altro che pro gamers, un pro mongolo, altro che pro pippa, sono un pro pippa. Cioè non riesce a tenere in strada, cazzo, nelle stradine qua della California, incredibile. Che tornanti. Curva S qua. Cazzo di curva era, bro. Questo è un tornantone obeso. Ma che roba. Anche la macchina è danneggiata, però vola Comendone, vola Comendone, vola. Che smerda, la macchina è partita. Bene, proprio una gara vincente ragazzi, sono soddisfatto.
partita bella, una bella gara. Facciamo un'altra, dai. Che palle. Facciamo location, andiamo. Spa, dai. Spa. Care. Che care mettiamo? Vabbè, chiaramente. No, quelle sono troppo difficili da guidare. Facciamo una Formula B. Vediamo, una bella. Vediamo cosa c'è di bello. Cosa c'è di bello. Oh no, sparo che merda. Queste cosa sono invece? No, queste fanno cagare. Petrols, 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 petrols. Stick marks. Orange. Cos'è? Questa sembra una Mercedes. Questa dai, questa mi casa. Ok, però sì, facciamo setting. Facciamo, andiamo contro 19, condizioni meteo. La mettiamo intanto progressione. Real time, orario alle 2. Mettiamo bello, dai, numero di giri facciamo 3. Ok. Start. Perché con la California? No. Ah, ecco. Belgian Forest Circuit. Vai ragazzi. Questa macchina mi casa. Bella partenza, Fioi. Follow me back. Oh! No, Fioi, veramente. Non ho parole per descrivere questo inizio di gara. Dai che ci recuperiamo. Dai, corre! Pianino. Ma sì, tagliamo. È impossibile a tenere, oh. Dai, comandone. Comunque ragazzi, questo gioco veramente, ho già detto in altri video, ma qualcuno non li ha visti, devo dire che questo gioco veramente merita, perché la modalità carriera sembra bellissima, a partire dai kart per arrivare alle Mans, alle Formula 1, c'è una figata incredibile. È un simulatore, chiaramente per chi sa guidare bene è una cagata, però diciamo che non è facilissimo come può essere, non so, Formula 1 o anche Gran Turismo, che giochi là, che sinceramente hanno poco della simulazione. Questa è ancora una beta, chiaramente, quindi quindi il gioco non è ancora in fase definitiva, anzi. Facciamo vedere un po' il gioco, perché a livello prestazionale stiamo facendo abbastanza da cagare. Ho provato a mettere un livello di difficoltà elevato, ma sono abbastanza una pippa, cioè. Però insomma, lì c'è il mio compleanno, ragazzi, oggi, quindi posso anche canteggiare più del solito, dai, oggi me lo dovete concedere. Se ne sono abbastanza andati agli avversari. Sono 25 anni, ragazzi, non è credo, veramente. Io mi sento ancora qui 10 anni, 10-70 invece.
quarto di secolo. Con la stessa voglia di cazzeggiare. Bello, proprio una gara entusiasmante, ragazzi. Ah, veramente che capisco tutto, però. 19 su 20. Contando che una macchina si è ritirata, molto bene. Sono soddisfatto del piazzamento. Ah, mi sono dimenticato di cambiare le velocità della macchina da miglia a chilometri orari. Prossimo video. Io non vedo l'ora di avere il gioco completo, ragazzi. Cominciare la modalità carriera, se è una roba strepitosa. Allora speriamo, non deve. Già io, ecco ragazzi, ero proprio malato di Gran Turismo. Prima di diventare un PCista vergognoso, io amavo le console tipo Play in assoluto, poi vabbè Xbox che comunque la Play. Infatti mi ricordo che ho preso la Play il giorno prima della data ufficiale, ho pagata 700 euro, una cosa impossibile, e chiaramente aspettavo il mio gioco preferito, Gran Turismo, che là devo dire che Gran Turismo insomma la cavavo alla grande, riuscivo sempre a fare tutte le senza ovvio i patenti oro, insomma me la cavavo bene. Aspetto un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 1000 anni, 2877 anni, esce Gran Turismo e dopo 6 anni di attesa sinceramente mi aspettavo il capolavoro, il super capolavoro obeso, e invece una merda. 3 macchine fatte benino, 100.000 macchine con la grafica della Play 2, 4 gare in croce, una modalità B-Spec, insomma una modalità di merda dove praticamente tu dormi e la macchina va avanti, un gioco di merda, insomma. Io aspetto 6 anni per Gran Turismo. Quindi adesso con giochi di macchine vado un po' piano perché la delusione di GT è stata clamorosa. Però insomma, perché freno qua? Andiamo per campi, vai per campi. Sono sicuro che dopo questo video, se qualcuno vuole comprare questo gioco, tutti si rifiutano. Nessuno compra più Project Car. Il rifiuto di Project. Ma ieri veramente. Questa la devo raccontare, ragazzi, il vaneggio della storia. Siamo a Carnevale, no? Col mod e tutti quanti. E ci fermano delle ragazzine, no? 12enni, cioè vi giuro. Io e il mod, insomma, avevo 25-24 anni. Loro 12 anni, età media 12 anni, erano sicuramente più esperti di noi da tutti i punti di vista, avete capito? Delle zoccole paurose che non sapevano niente, i vizi capitali, boh, non è finita, fioi. Vizi capitali, boh, sapevano un cazzo di un cazzo, cioè prendevano anche per il culo perché si sentivano intelligenti, cioè questa è la società italiana, ecco, finalmente finito, di bimbo minchie, zoccoli, che non sanno niente, i vizi capitali, boh, il sole, boh. Sapevano solo cos'era il cazzo, quello sicuramente lo sapevano alla grandissima. Insomma, siamo rimasti sconvolti veramente, cioè, facevano anche le fighe, una cosa veramente allucinante. Va buon raga, insomma, questo è Project Car, abbiamo visto un altro video. Cosa ho fatto vedere qua? Sì, le stradine californiane, Spa, che però qua si chiama Belgian Forest Circuit perché non hanno i diritti. Adesso non ho più sentito niente, cioè come notizie sul gioco, ma io lo fermo a marzo, quindi spero insomma di avere il gioco completo per marzo, così da cominciare la modalità carriera con il Comendone. E niente raga, ancora tanti auguri al Comendone veneziano e un saluto a tutti, ciao! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Comendone. Tanti auguri